Per tanti anni, dal dopoguerra ad oggi, abbiamo consumato suolo, c'è stato uno sviluppo vorticoso ma spesso scoordinato che ha portato anche a tante brutture sul territorio. Noi diciamo che questo sviluppo deve continuare ma deve essere anche rispettoso del nostro territorio, del nostro paesaggio, che sono valori assoluti anche per la qualità della vita dei cittadini veneti. Nella tarda serata di lunedì il Consiglio regionale del Veneto ha approvato con 26 voti favorevoli, 13 contrari e 4 astenuti la nuova legge quadro per il contenimento graduale del consumo di suolo. La legge rivoluziona i criteri urbanistici in tutta la regione, limitando con nuove restrizioni le costruzioni nelle aree non ancora urbanizzate, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarle entro il 2050. Questa norma introduce il principio di andare a valorizzare e promuovere quella che è la rinaturalizzazione, il riuso e la riqualificazione di ciò che è già esistente, dell'edificato esistente. La Giunta regionale avrà ora il compito di stabilire la quantità massima di consumo di suolo ammesso in Veneto e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali sulla base delle specificità di ogni territorio e delle informazioni fornite dai comuni. La quantità massima del consumo di suolo ammesso nel territorio regionale sarà sottoposta a revisione ogni 5 anni.